Uno squarcio azzurro nel cielo sopra l'arcipretale di Melle si è fatto spazio fra le nubi plumbe che hanno ricoperto la Valbelluna. Se esiste un luogo oltre a quello terreno dove immaginare e giocare spensierata Ludovica Nessenzia, il segnale è arrivato, chiaro e diretto, ai cuori delle migliaia di persone che in silenzio hanno riservato l'abbraccio di amore e di vicinanza ai genitori Renzo e Martina e a tutti i familiari della piccola. A vederla, quella minuscola bara di legno chiaro, si stringe il cuore, eppure chi ha il compito di raccontare fatica a nascondere la commozione. Celebriamo il desiderio di vivere la vita che si scontra con il dolore, dice il parroco introducendo il rito funebre. Il Vangelo di Giovanni anticipa un'omelia di affetto. In questo momento sono venuto diverse volte in chiesa in questi giorni e ho provato a pensare come può stare anche lui. E me lo immagino anche lui con le lacrime agli occhi. E sono i Vangeli che ci permettono di dire questo. La morte, lo sappiamo, fa parte della vita e riguarda prima o poi tutte le famiglie, ma quando tocca gli affetti più cari non riesce mai ad apparire come qualcosa di naturale, e soprattutto quando i genitori perdono i figli, perché sopravvivere ai figli è qualcosa di straziante, che contraddice la natura stessa dei rapporti familiari. E con la perdita di un figlio è come se il tempo si fermasse. Rispettiamo il silenzio, è una frase costante durante la celebrazione ed è un silenzio interrotto dalle parole strazianti del papà di Ludovica. Grazie, nostra piccola Ludo, per tutto quello che ci hai regalato, le risate, gli insegnamenti e perché no, qualche rimprovero che poi scrive a risate. Quanti momenti bellissimi riaffiorano continuamente nelle nostre menti. Tutto parla di te. Aiutaci, Luca. Aiuta la tua mamma, il tuo papà, il tuo fratellino Edo, i tuoi nonni e i tuoi zii. Il feretro di Ludovica Nessenzia attraversa la piazza lungo un corridoio ornato di palloncini bianchi e rosa. Ovunque sarai la canzone di Irama scelta dai genitori per accompagnare la loro bimba, morta fra le loro braccia il 15 novembre a causa di una meningoencefalite non diagnosticata. Ora i genitori hanno lanciato una raccolta fondi per realizzare un parco giochi. Si chiamerà Sorridendo per la Ludovita e ogni offerta sarà un contributo per costruirlo con il comune di Borgo Valbelluna, che assieme alla famiglia al più presto individuerà l'area. Per salutare Ludovica il cielo si riempie di palloncini, un ultimo gesto semplice e carico di affetto. Dal luogo in cui il tempo si è fermato, il ricordo di una vita troppo breve continua a volare, leggero, nelle mani di chi resta.